Buongiorno cari amici, ci troviamo a Triscina. Siamo in una zona dove rimangono gli ultimi residui di dune, quindi di un aspetto costiero molto importante di questa parte della Sicilia. Un tempo la Sicilia meridionale, pensate, era ricoperta, tutta la costa della Sicilia meridionale era ricoperta da cordoni dunali e da spiagge praticamente incontaminate ed estesissime. Purtroppo con l'espansione edilizia, con l'abusivismo soprattutto della villeggiatura e delle seconde case, questo sistema dunale è stato davvero massacrato e oggi ne rimane ben poco. Però qualche lembo ancora molto interessante rimane qui e lì. Proprio a Triscina abbiamo infatti un tratto di spiaggia che si estende fino a Trefontane e fino a Torretta verso ovest, verso Mazzara, per un circa 6-8 km, dove appunto queste dune ancora sopravvivono, seppur costantemente messe a repentaglio. Una delle specie più interessanti che ancora possiamo rinvenire in questi ambienti, purtroppo in forte diminuzione, è il fratino. Si tratta di un limicolo, di un piccolo uccello proprio che vive negli ambienti costieri sabbiosi e nidifica a terra, sulla sabbia. Un tempo queste dune si estendevano anche per centinaia di metri verso l'interno. Oggi appunto rimangono soltanto proprio sulla costa e a poche decine di metri verso l'interno. Il fratino nidifica a terra e oggi è messo a repentaglio dalla presenza dei bagnanti, le nidificazioni sono messe a repentaglio dalla pulizia della spiaggia. Pensate, quando a giugno arrivano i mezzi per la pulizia che rastrellano tutto il fondo, eliminano anche le uova e tutto ciò che viene della nidificazione, o il randagismo ad esempio, oppure la presenza di predatori. Oggi abbiamo visto una coppia di fratini con i loro piccoli e questa è una cosa molto importante. Siamo già a luglio inoltrato, quindi sono riusciti a portare stavolta a termine la nidificazione. Pensate tra l'altro che appunto i piccoli del fratino, una volta schiuse le uova, sono già in grado di spostarsi, perché appunto non possono rimanere nel nido troppo a lungo, sono troppo esposti al pericolo dei predatori, per cui dopo pochissimo tempo già loro sono in grado di muoversi, come del resto molte specie di uccelli che nidificano a terra. Fra le tante cose che noi possiamo fare per il fratino, una di queste è quella di tanto tenere gli occhi aperti. Se durante la parte iniziale dell'estate o in primavera noi vediamo questi piccoli uccelli lungo le spiagge o vediamo una nidificazione, non disturbare il nido, non avvicinarsi alle uova e soprattutto comunicare l'osservazione fatta al Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, che è un gruppo spontaneo di persone che sta monitorando la situazione del fratino a livello nazionale, incamera i dati e soprattutto sta cercando di elaborare delle proposte per la salvaguardia di questa specie splendida.